visto il successo che sta avendo questo evento, non posso che concludere che come sindaco sono molto fortunato ad avere dei collaboratori in grado di allestire, di pensare, di organizzare, di allestire eventi di questo tipo. Li ritengo estremamente importanti, ritengo importante il messaggio che stiamo dando ai nostri giovani, usufruendo proprio delle potenzialità dello sport che, se ben interpretato, riuscirà ad indicare la migliore via possibile per una vita di successo e di felicità per questi nostri giovani. Sì, in queste giornate stiamo lanciando un messaggio importante a 800 studenti, a 800 giovani della nostra città e non solo, ma dai temi che trattiamo abbiamo visto che sono messaggi importanti che sono rivolti a tutti, quindi è una manifestazione veramente che si può ripetere, però aperta anche a tutta la cittadinanza. La giornata di oggi è sicuramente una grande iniziativa, anche perché secondo me i giovani adesso sono sempre un po' più sfaticati, hanno sempre meno voglia di affermarsi, e un incontro con diversi campioni dello sport che raccontano i loro episodi, le loro gesta, le loro vicissitudini di alti e bassi è importante, perché nella vita purtroppo non sono sempre solo alti, ma ci sono anche bassi, e nello sport lo impari molto presto a capire quando ti passano sopra e che arrivi dietro, quindi devi imparare a rialzarti da tutte le sconfitte, ma sconfitte intese anche non solo come sconfitte sul campo in gara, ma anche per problemi che potresti avere a casa, con perdite familiari o incidenti gravi, e quindi io penso che ognuno di noi abbia un racconto, o magari diversi racconti da esporre in questo teatro, da raccontare ai ragazzi, per far capire quanto bisogna lottare per ottenere risultati, e che non bisogna mai arrendersi, abbandonarsi a se stessi dopo una sconfitta. Bisogna continuare a lottare, tenere duro, e lo sport questo lo insegna veramente molto bene, perché poi dopo lo sport è scuola di vita, e nella vita tutte queste difficoltà ti si presentano sia nel mondo del lavoro che nella vita stessa di tutti i giorni. Parlo per me, posso non prendere appunto degli spunti, perché ovviamente poi ognuno fa la sua vita, ognuno ha il proprio carattere, quindi magari la mia esperienza può essere d'aiuto, perché comunque nel mio sport cadi spesso e volentieri, quindi sei abituato a cadere e rialzarti. Ecco, lo sport sicuramente ti può dare anche quello, il fatto di essere consapevoli del proprio corpo, delle proprie possibilità, e gestire queste situazioni, ovvio, oltre che nello sport, anche nella vita, specialmente a scuola, che è un ambito sicuramente particolare. Nella box la sconfitta è importante, meno che non sia. Io su oltre 190 incontri che ho fatto, una cinquantina, sessantina di sconfitte le govute, però devo dire nella vita, nel giocare nello sport, che possa per qualcuno essere di aiuto a superare una sconfitta, o semplicemente a pensare a un proprio futuro, no? Quindi io l'ho vissuta così, se può essere di spunto per qualcosa, bene, insomma,